Nomi che vanno e nomi che vengono, telefonate tra leader di schieramenti opposti smentite dopo pochi minuti dai rispettivi uffici stampa. I candidati all'appartamento del Quirinale sono ancora tanti, meno uno, Milena Gabanelli, che infatti ha deciso di continuare a fare la giornalista. I veneti sperano che il capo dello Stato sia femmina. Tra le papabili ci sono Anna Finocchiaro e Emma Bonino. Per la Lega Nord il candidato sarà Manuela Dallago. Esprimeremo una candidatura molto probabilmente di una donna e appunto mi fermo lì, quindi faremo sintesi nelle prossime ore. Una donna della Lega? Guardi, non glielo so dire, c'è una personalità, diciamo, una signora che comunque sia il nostro candidato. Manuela Dallago non viene però ritenuta all'altezza da Lucio Tiozzo del PD, mentre anche il vicepresidente del Veneto e coordinatore regionale del PDL tifa per una donna, meglio però se non parlamentare. Io avrei sperato una donna, non ho nomi da fare, perché era il momento probabilmente di mettere anche una donna di qualità, magari che nascesse da esperienze non solo parlamentari. Qualcuno diceva la Bonino, la Cancellieri, il ministro Severino. Quell'avrei sperato di Zorzato tradisce che forse a Roma PD e PDL abbiano già deciso, confermando la notizia che Bersani abbia inviato nel pomeriggio una lista a Berlusconi con tra gli altri i nomi dei candidati graditi al Cavaliere: Amato, D'Alema, Marini e Finocchiaro. Scomparsi, a quanto sembra, Gino Strada e Stefano Rodotà, proposti dal Movimento 5 Stelle, suscitando le ire di Grillo e anche dell'alleato Vendola. Lucio Tiozzo del PD non ha dubbi su chi preferirebbe. Amato per me, perché è uomo di grande esperienza internazionale, un riformista, potrebbe essere utile per dialogare, far dialogare centro-sinistra e centro-destra.